come tutte le grandi trasformazioni, massimo pericolo e anche massima opportunità. Laddove cresce il pericolo, cresce la possibilità della salvezza, dice un poeta. E siamo sempre lì. Se si vada verso la salvezza occorre una direzione, occorre una guida politica, culturale. Non si può fidare soltanto del progresso scientifico, tecnico-scientifico, è chiaro, no? Come è avvenuto per la grande rivoluzione industriale. Dopo i suoi effetti sono stati in qualche modo governati bene o male da questa o quella forma di politica, no? di prassi politica, e bisognerà vedere se ce ne sarà una adeguata alla bisogna. Serve un'etica, sì, un'etica dell'intelligenza artificiale, bisogna capire le conseguenze etiche e giuridiche di questa innovazione, no? Perché appunto se la macchina pensa è anche responsabile, quindi bisogna capire come funziona il criterio fondamentale di imputazione etica e giuridica nel caso dell'intelligenza artificiale, cioè sono grandi questioni etiche, giuridiche, politiche che travalicano la dimensione propriamente tecnica. Sulla forza e dalla potenza dell'innovazione tecnica non si discute, no? È un successo straordinario della nostra mente aver creato menti analoghe, se non le stesse. Rischiano di rendere l'uomo totalmente superfluo, certo, almeno per molti settori di attività, ma questo non vuol dire niente, perché se invece l'uomo è attivo liberamente, i campi della sua attività possono essere infiniti, no? Dal creare qualsiasi cosa, dall'attività, le attività di cui è capace la nostra mente non sono predicibili, sono infinite. Bisogna capire se l'essere superflui per quanto riguarda tante serie di attività tradizionali ci libera per essere attivi in infinite altre, o se invece ci fa superflui e basta, ci mette a casa davanti a una televisione o davanti al telefonino a passare i nostri giorni come dei poveri decerebrati.